Siamo a Conf Professioni del Veneto con l'assessore Manuela Lanzarin, assessore alla sanità e alle politiche sociali del Veneto. Verso le elezioni, cosa ha fatto la Giunta e che cosa si ripromette per le professioni associate a questo Conf Professioni del Veneto? Ma intanto riteniamo che questo sia un settore strategico fondamentale, oggi più che mai, visto il periodo di lockdown da cui stiamo con difficoltà ma in maniera tenace uscendo, quindi è importante appunto il ruolo delle professioni all'interno appunto del mondo produttivo, ma è anche importante per i confronti dei tavoli regionali che poi ci sono sui vari settori, che possono essere settori dell'ambiente piuttosto che quello sanitario oppure degli affari istituzionali in generale. In particolare lei, essendo assessore alla sanità e alle politiche sociali, conosce di più questo tipo di mondo. Che cosa c'è bisogno di fare verso la prossima legislatura? Ma sicuramente l'emergenza coronavirus ci ha insegnato che dobbiamo valorizzare il territorio, l'integrazione tra la parte ospedaliera e la parte territoriale, e le professioni che fanno parte della parte territoriale diventano fondamentali. Penso ai medici di famiglia, penso ai pediatri di libera scelta, penso ai dentisti, insomma a molte categorie che oggi hanno un ruolo fondamentale proprio in questo momento anche difficile di presa in carico delle persone fragili, croniche, ma anche, se vogliamo, nello specifico per quello che ci aspetta rispetto all'autunno. Quindi sappiamo che l'emergenza Covid non è finita, sappiamo che dovremo convivere con questa emergenza e sappiamo altrettanto che si avvicina la parte autunnale influenzale, quindi il bisogno di avere un radicamento nel territorio, ma soprattutto di avere, tramite appunto le professioni territoriali, quel collegamento con la parte sanitaria ospedaliera.